Alba Parieti ha ricevuto a Venezia, Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, il Leone d'Oro alla carriera del Gran Premio Internazionale di Venezia per il suo ruolo di conduttrice televisiva. Già essere a Venezia ha un significato enorme perché per me è una delle più belle città del mondo, in più essere premiata con il Leone d'Oro alla carriera in un palazzo così importante di Venezia da uno storico premio da sempre veneziano con un marchio così importante come il Leone, insomma, è autorevole, se ne sono accorti parecchi, anche troppi. Un premio alla carriera, magari sarà ancora protagonista, prossimamente avrà una trasmissione. Allora, prossimamente parte Non sono una signora, il 16 di maggio, ma ogni giorno comunque sarò in qualche trasmissione, come sempre, a rappresentare me stessa. E quindi, insomma, credo che questo Leone sia in un certo senso meritato, perché sono 47 anni di televisione. Il momento più bello della mia carriera è che dopo 47 anni, ancora oggi, quando vado in televisione, il giorno dopo l'ascolto risponde con delle presenze superiori alla media, e quindi questo è ogni giorno di più, perché negli anni d'oro non era un problema, questo era la normalità, ma in queste situazioni dove dopo anni e anni e anni senza un programma mio continuo a riscuotere lo stesso interesse, compresa in questa situazione di questo Leone d'Oro che ha scatenato molta curiosità, devo dire che questo è il mio lavoro, cioè l'effetto che faccio sul pubblico. L'Alba nazionale su Venezia non ha dubbi. Venezia è una delle più belle visioni che si può avere ed emozioni che si può avere al mondo, proprio sul piano emotivo. Lei è stata la prima che ha rotto il tetto di cristallo, per esempio nel mondo sportivo come commentatrice televisiva ancora molti anni fa. Ne ho rotti parecchi, ma in tutti i sensi. Grazie.